Buongiorno ragazzi, questa è una nuova puntata, non avrà senso quello che io farò, era semplicemente un ringraziamento a Matteo, quello del nostro gruppo, che ci ha regalato la birra del Natale, che sia birra che fa lui. E Erika anche. E sì, la fa più Erika, lui non fa un cazzo. E a Gina. Sì, ma no, lui va a dire in giro, fa sa birra al Pandoro, dopo a fine della fiera, le sempre come mica volta che ho fatto il panda a un mio amico, ho schiacciato il bottone per far partire la macchina. Matteo. E che fa brutto dire che Matteo Brugin è entrato culinariamente nella mia vita. È rimasta a doppi sensi, però in questo preciso momento io vedo che ho la birra di Matteo in frigo e i bicchieri che mi ha consigliato, che mi ha ispirato di prendere i bicchieri da nobile per bere la birra come un vero nobile. Aspetta fidanzata, perché ancora il 25 dicembre, ancora Natale, quindi mentre tutti sei apparenti noi adesso andiamo a fare l'aperitivo qua. È bello il nostro ricordo, non voglio dire che è più bello questo da star con i parenti, voglio solo ricordare questo nostro momento e basta. Qua birra di Matteo Brugin, che non è in vendita. Cioè, no, abbiamo fatto un posto speciale per berla anche. Sì, quello ho detto. Cioè, abbiamo dato valore. Quel Natale decidemmo anche di salire per smaltire il cenone, nonostante non avessimo fatto il cenone. Ma neanche il pranzone? Neanche il pranzone. Sì, eravamo all'area camper di Cormons, qui in parte giù, e bisogna segnalare che non funziona più a corrente e domani me lo segnalo. I preparativi per Barcellona, la mia cintura da tenere sotto la felpa elasticizzata, la quale dentro ha due piccoli marsupi, quindi per il telefono e per magari 2 soldi è una cosa perfetta, perché sai che a Barcellona borseggia un po' come perché anche a Venezia e in tanti altri posti. È vero, vedi Simba, un giorno tutto questo sarà degli extracomunitari. The sun is only shining like it always does, but I never noticed it in the sky before, and you don't need to worry, 'cause I need your love, my friend. There's a strong kind of feeling when I know you're near. Nobody alive can take it away from me, and I feel like I've known you for 1,000 years. Bring it out into the light, 'cause I think I'm gonna ride it on the walls of the world, so everyone will know today the love I hold for you. I will write it on the walls of the world, so that the sun won't fade away what I say to you. Pulming in modalità viaggio, cioè via la parte ufficio, rientra la parte viaggio. Credo che per Barcellona lascerò a casa questo pezzo qui, così Giacomo può mangiare tranquillo lì, sua mamma qui e io vabbè come sempre là tranquillo. Signor, patatine fritte. Magari. Mi dica signor. È bellissimo perché anche oggi sono arrivati altri 2 e quando smontano tutti mi fa così, ma colpa tua, ma tocca comprare. La cena a casa di Alessia si vede anche, no perché ha tirato il tapparei, non si vede un cazzo. È stato un Natale ultra fantastico, in quanto è stato un Natale alla Singano, ossia è stato un Natale dove si è fatto realmente quello che si vuole. Si è andati in giro in camper, si è andati a visitare una Lubiana piuttosto che vedere chissà che posti, cioè per carità bellissima Lubiana, però voglio dire chissà che posti più natalizi, ok? E alla fine si è dormito a casa dell'amoroso e bisogna fare quello che si vuole e stare tanto lontano dagli stereotipi, ok? Anche a te sta attento
non sta a mirare a diventare full timer, a diventare, non so, staccanovista o qualsiasi altra cosa. Stai attento alle maschere, stai attento ai stereotipi, stai distante Dio cana. E bestemmia anche meno, perché adesso va di moda a bestemmiare, cioè su Instagram e sui short YouTube sono tutti questi video chi bestemma eccetera eccetera, quindi sta diventando una moda, ok? E quindi tu ti senti spinto a seguire la moda per seguire la società, o meglio per essere accettato dalla società. Questa è una cosa su cui i potenti adesso non vuoi fare assolutamente complottismi, però comunque quelli che dirigono l'economia conoscono benissimo, ok? Da lì parte il consumismo, ok? Da questo desiderio di essere associati, e da questo in questo desiderio porta pazienza, ma appena adesso qui fammi il caffè, guarda, e tu, ok? Su passa da Alessia al camper qua ancora a fare il caffè. E proprio in questo desiderio di essere, necessità, sì, perché sei una necessità, non sei un desiderio, sta necessità di essere accettati dalla società, che tu svendi, sminuisci, distruggi la tua anima si intende la tua individualità, la tua essenza, ok? La tua unicità. Bisogna dire che questo è stato il posto migliore in assoluto per Amy, perché poretta è comoda, il suo spazio può sporcare, perché tanto vabbè c'è parte cos'è la moquette là, ma gli metto sempre lo straccetto per quando magari butta fuori un po' di acqua le crocchette. È assieme a noi, ha sempre la visuale di tutto il camper, però poretta non vede fuori, è che essendo anziana non potrebbe poretta permettersi di star su, e dopo si ammazza quando smonta, dopo non è più ricapace di salire, e quindi purtroppo non può più stare nel suo divanetto. Anche per le scale l'aiuto io a scendere, la prendo sempre in braccio, lei aspetta, mi guarda che la prendo in braccio, sì, una scena bellissima che non posso riprendertela, proprio una scena di collaborazione, di cooperazione, veramente bella, non riesco a descrivertela, magari un giorno riuscirò. La trasformazione da casa ufficio a campere, la pulminata famiglia. Ciao, scherzi a parte, quando uno ha l'ufficio e è matto, vuole vivere dentro un camper, è ovvio che ogni spazio è studiato, quindi non c'è posto per niente, per nessuno, hai capito? E quindi quando si va a fare le vacanze, come ogni anno, giustamente, si svuota tutto il camper, si lascia la roba da parenti e basta, e lo si trasforma in camper vero e proprio. Wow.